Padova è tra le città italiane che hanno subito i rincari più alti degli affitti, fino al 49%, e così nasce dal basso la mobilitazione di protesta degli studenti universitari che, nonostante il maltempo, si sono accampati in presidio permanente davanti al Palazzo dell'Università, per fortuna con i portici a ripararli dalla pioggia, e qui sono determinati a rimanere fino a quando qualcuno darà loro risposte. In questo momento questo è un presidio permanente, quindi vuol dire che non ci fermiamo finché non avremo delle risposte dalle istituzioni da cui vogliamo delle risposte. Siamo arrivati a questo punto, è maggio, siamo sotto la pioggia, ma noi staremo qui, dormiremo qui, fin quando la Regione non ci ascolterà. Dai dati di Studenti per Udo di Padova, più della metà degli studenti idonei a ricevere l'alloggio non l'hanno avuto. Parliamo comunque di soli 1.200 posti disponibili nelle residenze universitarie su 70.000 studenti. Quello che chiediamo principalmente è anche che la Regione si assuma le sue responsabilità. Siamo qui in protesta contro il caro affitti, ma anche contro una mancata politica sulle residenze. Politica che deve assumersi la Regione in primo luogo. Vogliamo un tavolo permanente con i rappresentanti dell'ente regionale per il diritto allo studio. Vogliamo parlare con la Regione, vogliamo trovare delle soluzioni adesso, ora, in merito alle residenze, in merito all'abitare. Parliamo di 500 euro, 600 euro per posto letto nelle singole, oppure 350-400 nelle doppie. Sono prezzi ovviamente insostenibili né per gli studenti né per le famiglie che li sostengono, e questo è una carenza incredibile di diritto allo studio. Il diritto allo studio è anche diritto alla casa, è diritto ad avere un tetto sopra la testa su cui poter studiare, vivere senza essere costretti a lavorare anche 5-6 ore al giorno per potersi permettere poi una casa. Le richieste di posti letto a Padova ogni anno superano le 14.000, ma i posti letto messi a disposizione non bastano per coprire nemmeno il 5%, e così i prezzi degli affitti schizzano in alto.